Per me è molto bello parlare di surf e cinema perché unisce quelle che sono le mie due professioni, le mie due passioni principali nella vita. Quindi metterle insieme, anzi il mio sogno sarebbe proprio di fare un film sul surf, anche se non l'ho mai fatto, ho solo messo delle sequenze in dei film che ho fatto dove surfo. Allora, andando avanti, di qui troviamo diversi film usciti negli anni 90, verso gli anni 2000, alcuni più carini, altri meno. Per esempio un film cult è North Shore, anche se non è un gran film. Poi sono usciti tanti altri film dove comunque il surf appunto è un elemento che fa parte del film, ma che non è così protagonista come in quelli che invece esaminiamo principalmente. Come film potrei citare In God's Hand, che è una via di mezzo fra un film e un documentario. Bellissime riprese di surf, anche se a livello di storia è abbastanza povero. Ci sono diversi surfisti in questo film famosi, tra tutti il protagonista che è Shane Dorian. Poi troviamo anche Rush Randall, di cui se mi sta guardando il mio amico Bix Fabrizio Gabrielli, il soprannome Rush me l'ha dato da quel surfista. Comunque è un film, è un corale di surfisti, appunto secondo me avrebbe avuto più senso come documentario, però è carino, io l'ho guardato ma non è niente di speciale. Un altro film di questo periodo è Ocean Tribe, è un film con una storia abbastanza triste perché fondamentalmente parla di un gruppo di amici che fugge insieme all'amico malato di cancro per il Messico, mi sembra. Loro si rasano tutti i capelli per fare compagnia all'amico che ovviamente facendo la chemioterapia aveva i capelli rasati, e alla fine di questo viaggio purtroppo l'amico morirà, ma invece che morire in un ospedale muore facendo surf. È una storia sicuramente carina, toccante, però nel complesso come film secondo me non è niente di che, preso come film appunto, non sto discutendo la storia che comunque è una bella storia. Andando avanti, nel 2002 troviamo Blue Crush, diretto da John Stockwell, che è uno dei miei film preferiti in assoluto, insieme sempre a Point Break. Mi piace quell'onda, eh? La prossima sarà la tua! Questa è la tua! Sta arrivando! Non perdere l'occasione! Blue Crush è un film che si svolge alle Hawaii. Io sono particolarmente affezionato a questo film anche perché le protagoniste del film, che fanno le surfiste e le cameriere, lavorano nell'hotel dove, quando sono stato alle Hawaii, è l'albergo dove avevo alloggiato io stesso. It's what you live for. But you got a blue crush, need a new rush. Let me get a hold of slap back with the new stuff. I was wondering if you've taught anybody. Taught anybody? Yeah, how to surf. You might want someone who's Jennifer Pro to handle something like that. You have to take the biggest risk. You take a single wave like that, and you put yourself on the map. What, you think you can surf it for real? You know it. What the hell is she doing? Blue Crush rappresenta quella generazione di surfisti del 2000 dove ormai il surf è diventato uno sport mainstream, è diventato uno sport quasi come il calcio per certe nazioni, dove vediamo appunto questa protagonista che sogna di diventare una grande surfista, di avere degli sponsor eccetera, un po' come i ragazzini magari più poveri in Italia, o per citare un esempio più estremo, nelle favelas in Brasile, sognano di fare i calciatori. Quindi la storia parla di queste tre ragazze che sono Anne-Marie, interpretata da Kate Bosworth, Eden, che è
Michelle Rodriguez, famosa anche per Fast and Furious, e Lena, che è Sana Lake, che è un'attrice ma anche surfista professionista hawaiana. La protagonista, Anne-Marie, di tutte e tre è quella che ha più talento e che può diventare una campionessa e un'atleta professionista di surf. Il film comincia mostrando la loro vita alle Hawaii, dove loro surfano nel tempo libero e per il resto conducono una vita un po' al limite dell'arrivare a fine giornata, in quanto tutte e tre fanno le cameriere in questo albergo dove, come dicevo, ho alloggiato quando ero alle Hawaii. Mi hanno a che fare con Penny, che è la sorella minore di Anne-Marie, di cui la ragazza si deve prendere cura in quanto sono state abbandonate da piccole dai genitori. Quindi ci troviamo in una situazione molto più umana, diciamo, e vicino alla gente rispetto a quello che poteva essere Point Break. Ci troviamo in una situazione molto più realista, ecco. Arriva in vacanza a mezzo. Oh my god, you drive like you surf. I drive like I wish I surfed. Yeah, I used to come here when I was a kid. I've been dreaming about surfing all night. Ah, Minnesota's got surf stoke, huh? Oh yeah. Interpretato da Matthew Davis, che è un campione di football americano che vuole imparare surf e quindi ferma Anne-Marie un giorno chiedendole di imparare il surf e offrendole una cifra molto considerevole per queste lezioni, insieme poi ai suoi amici che sono questi altri cicciotti giocatori di football simpatici, paffuti, ecco. A breve ci sarebbe stata la competizione del Pipeline Master, come tutti i surfisti sappiamo cos'è, praticamente la competizione di surf più importante del mondo. Il Pipeline Master, il Triple Crown, e il Pipeline Master ha sia le persone che partecipano dal mondiale di surf, sia delle wild card, cioè delle convocazioni speciali fatte sul momento tra i local, sia fra gli uomini che le donne, quindi in questo caso fra le donne sarebbe stata scelta Anne-Marie come wild card. La vicinanza e l'innamoramento che avrà Anne-Marie per Matt da una parte la allontana da quello che è la competizione per cui si sta preparando, ma dall'altra parte, essendo lui un campione sportivo, le darà anche quella spinta necessaria ad andare avanti, a dimostrarsi coraggiosa, e quindi questo film poi si basa molto sul fatto che l'amore che nasce fra i due, unitamente al fatto che sono entrambi due sportivi, farà arrivare Anne-Marie non a vincere la gara ma a prendere l'onda del giorno con un 10, mentre in batteria la troviamo contro surfiste famose che esistono realmente e che sono presenti nel film come Keala Kennedy. Anything but afraid. You going back out there? Yup. Hey, be careful. Blue Crush. A livello di riprese, Blue Crush è sicuramente il miglior film in assoluto mai stato fatto sul surf, sia perché tutte le riprese sono coerenti, legate, montate benissimo, sia per le riprese fatte in acqua spettacolari, anche se non ho detto che c'era una videocamera montata su un surf anche in Un mercoledì da leoni. Ma a parte questo, in assoluto le più belle riprese di surf sono in Blue Crush, anche perché c'è una tecnica speciale nata all'epoca in cui il viso della controfigura veniva sostituito punto per punto dal viso di Kate Bosworth, in modo da sembrare proprio che fosse lei a surfare. Lei ovviamente ha imparato a far surf, ha anche surfato, ma non faceva tutte le manovre, non prendeva i tubi a pipeline, perché ovviamente questo è solo legato ai professionisti del surf. Blue Crush, secondo me, oltre ad essere un film che mi piace tantissimo, come dicevo, fra i miei film preferiti, è un film che rappresenta tantissimo, e forse più di qualsiasi altro film, l'essenza del surf e l'essenza di quello che è il surf tuttora. Ma a parte questo è un film, secondo me, perfetto sul surf, in quanto il surf è proprio il vero protagonista del film e mostra tantissimo quelle che sono le difficoltà e le aspirazioni di chi vuole fare surf a livello professionistico in un paese come le Hawaii, che ricordiamo, le Hawaii nel campionato mondiale di surf sono separate dall'America, nonostante siano geograficamente uno stato appartenente all'America, ma
nel surf sono separate proprio perché è pieno di campioni hawaiani e perché ovviamente surfisticamente parlando le Hawaii e l'America sono due mondi diversi. Sulla stessa linea di Blue Crush troviamo un film carino per ragazzi che si chiama Surf's Up, fatto al computer, dove tuttavia ci sono delle tematiche interessanti che riprendono quelle di Blue Crush. In questo caso il ragazzino Cody, il protagonista del film, che sogna di diventare un grande surfista, di fare un provino, di migliorare la sua vita, che prima si svolge a Ghiacciolandia, se tanto avrete visto il film, perché è un film che anche se per bambini, per ragazzi, è stato visto da tutti i surfisti. Fra l'altro i telecronisti nella versione originale sono doppiati da Rob Machado e Kelly Slater. Altri due film da citare sono Drift e Chasing Mavericks. Il primo, Drift, parla del surf negli anni 70, non è niente di che come film, ha una storiella molto semplice, molto molto banale, però ha delle belle riprese di surf, oltre a delle belle idee, come per esempio il fotografo che fa la foto al primo aerial e che fa diventare famoso il protagonista. Però è un film dove, anche se il surf la fa da padrona, personalmente non mi ha lasciato nulla. Diverso Chasing Mavericks con Gerard Butler, protagonista Johnny Weston, e poi c'è anche Elizabeth Shue, che è fra le mie attrici preferite. In 1987, I pulled an 8-year-old kid out of the surf. A few years later, I discovered our journey together was far from over. How's your father? He wrote me a letter a few years back. So what'd he say? I don't know. Never opened it. Jay's looked up to you his entire life. Can't you see how much he needs you? I mean, wouldn't you? I'm gonna train you to survive, because I don't want it on my conscience. If you want to get out there, you got to forget about the pain. Waves like Mavericks will hold you down for minutes at a time. If you can't hold your breath for at least 4 minutes, then you may as well not even paddle out. Chasing Mavericks fondamentalmente è la storia un po' del big wave surf, se vogliamo, e di Jay Moriarty. Jay Moriarty è stato un surfista famosissimo a Mavericks, è morto giovane mentre faceva immersioni, purtroppo, alle Maldive. La storia di questo film è biografica, mostra proprio quello che Jay ha attraversato per diventare un surfista, partendo dall'apnea, perché per surfare a Mavericks, più che essere un bravo surfista, devi saper tenere l'apnea se vai a finire sott'acqua. Ricordiamo che a Mavericks è morto anche Mark Fu, per esempio, uno dei primi big wave rider, oltre che addirittura conduttore di una trasmissione sul big wave surfing. Questo perché l'acqua Mavericks è fredda e quindi toglie il fiato molto più velocemente, e perché le onde a volte raccolgono, visto il fondale roccioso, e ti trasportano. Quindi Mavericks è un posto impressionante per fare surf. Jay Moriarty però non è morto lì, appunto, è morto da un'altra parte quando stava facendo apnea alle Maldive, nonostante a Mavericks sia famosa la sua caduta, che poi vediamo anche nel film, e sia considerato uno dei wipeout più lunghi della storia che si conoscono. Sembra che sia stato 30 secondi sott'acqua frullato per poi tornare su e tornare a prendere onde, e il wipeout dove è caduto è anche la copertina di uno dei numeri di Surfer. Quindi questo è un film biografico molto bello, lo metterei come quarto film da vedere assolutamente sul mondo del surf, anche perché ci dà la biografia di una persona che è partita senza essere né un eccellente surfista né uno che faceva apnea. Lui sveniva a scuola, si vede nel film, mentre provava a trattenere il respiro. Quindi è una storia che vi invito a vedere, molto interessante. Ultimo film uscito, ma non per importanza, solo temporaneamente, è Soul Surfer. Bethany Hamilton is holding nothing back. Looks like she has a real future. And with her heart, her will, she'll go far. Thursday night's a full moon. We're all gonna go surfing. Sorry, Mom. I really wanted to go night surfing. Call 911. Teenage girl from the North Shore. Shark attack. Traumatic amputation. Loss of blood. She's going into hypovolemic shock. Soul Surfer è un film del 2011, quindi abbastanza recente. Il regista è Sean McNamara, che prima di questo film aveva fatto dei teen movie come Nata per vincere. La protagonista è Anna Sofia Robb. Poi nel film troviamo anche Helen Hunt e troviamo Kevin Sorbo, quello che interpretava Hercules nella famosa serie.
che fa la parte dell'allenatore, del coach di Bethany Hamilton. Soul Surfer è la storia di Bethany Hamilton. Esiste un documentario che si chiama Soul Surfer e questo film è stato fatto ispirato dal documentario, ma con la costante presenza di Bethany Hamilton sul set. Per chi non lo sapesse, Bethany Hamilton è questa surfista promessa del surf, fra le migliori del mondo insieme ad altre, che durante una surfata con l'allenatore e con altri ragazzi alle Hawaii è stata attaccata da uno squalo. Gli attacchi di squali alle Hawaii, effettivamente dove è stata attaccata lei, non è che siano così frequenti, quindi è stata sfortunata ma anche miracolata, perché il braccio le è stato mangiato ma lei è sopravvissuta. Bethany Hamilton per me è una leggenda vivente. Io non ho mai capito come abbia fatto non solo a ritornare a fare surf dopo quello che le è successo, ma a rimanere competitiva, a surfare così bene senza un braccio, a remare, anche solo remare per prendere le onde senza un braccio. Io ci ho provato solo per capire come faceva e non riesco a capire come fai a remare e prendere le onde, e che onde prende, che manovre fa. È pazzesca. Lei surfa molto meglio di tante persone, compreso il sottoscritto, senza un braccio, quindi senza un bilanciamento, senza avere un braccio per remare, eccetera eccetera. Al di là adesso del discorso fisico e tecnico, è impressionante proprio il fatto che sia tornata così competitiva psicologicamente. Io poi seguo Bethany Hamilton sul suo blog, sulle cose che fa, è una persona splendida, è una persona che ha dedicato la sua vita ad aiutare il prossimo. Questo film è emozionante, è toccante, è commovente, ha dei lati spirituali, ha dei lati drammatici, ha dei lati riflessivi, ma viene sempre vissuto con un estremo realismo, con una regia al tempo stesso spettacolare, perché le sequenze di surf sono bellissime, così come anche alcune sequenze di skateboard, eccetera. Mostra anche la tragedia di quando c'è stato lo tsunami, di lei che è andata ad aiutare, e quindi ripercorre le fasi più importanti del dramma che ha vissuto e ci mostra, ci fa capire, unitamente al documentario, che consiglio di vedere anche quello, e del libro che ho letto, quindi unitamente a questo ci mostra, ci dà una visione anche cinematografica di questa storia da prendere come esempio di umanità, come esempio di sport, come esempio di surfista. Ed è bellissimo notare tutte le piccole sfumature, come quando lei si trova in Thailandia e ci sono questi bambini, questa bambina che ha paura dell'acqua e lei la invita invece a stare vicino all'acqua, la invita a surfare. Queste sono delle sequenze bellissime, un film, ripeto, che mi ha coinvolto tantissimo e che lo metto al numero 4 nei film più importanti storicamente e cinematograficamente nel surf. To do differently is extensive. So what do we do now? We'll take it day by day. I don't understand. I don't know why terrible things happen to us sometimes, but I have to believe that something good is gonna come out of this. What's all this stuff? A little fan mail. We sorted it out by country. It's not gonna be easy. I don't need easy. I just need possible. The greatest surfers, they know when the best waves are coming. You feel it. You have that gift too. When you come back from a loss, when you beat the odds, and never say never, you find a champion. Ragazzi, spero che il mio video vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto appunto in questo periodo. Vi invito a vedere i film dell'elenco se non li avete visti, soprattutto i 4 principali che vi ho citato, e tornerò presto con un altro video dove mi occuperò più dei videogame sul surf. Ciao, un abbraccio.